esempio di una giocatrice d'azzardo recentemente, che può essere utile per capire anche l'entità del problema, che dopo essersi fortemente indebitata per giocare al gratta e vinci, avendo speso molti soldi, aver procurato anche grossi guai alla famiglia, anche perché era andata a fare dei prestiti in banca, ecco, addirittura, non riuscendo più a pagare questo, ma avendo ancora il craving, cioè il forte desiderio, quella spinta compulsiva a giocare, ha sviluppato un atteggiamento molto curioso e che lascia un po' a tutti a rifletterci sopra. Cosa fa? Fa il giro dei tabacchini dove viene venduta le gratta e vinci e va a vedere in quelli già grattati se per caso ne è sfuggito qualcuno ancora da grattare, ecco, per capire dove può portare anche alla dipendenza, anche alla perdita della dignità di sé.